Interratevi sottoterra da soli! Fate schifo! Fate schifo! Miserabili! Approfittare delle disgrazie degli altri! Chi li controlla questi ladri? Che controllate i documenti ai poveri che protestano per avere un pezzo di pane al giorno! E questi girano con le macchine da 80.000 euro! Ma le tasse poi le pagano? O vivono di contributi a fondo perduto? Chi li controlla che noi paghiamo voi per venire a controllare questi ladri? Siamo ad Arborea, strada 22, stamattina una manifestazione spontanea, c'è Bustiano Composto tra questi. Cosa sta succedendo, Bustiano? Ma sta succedendo quello che è già successo a Terra Segada ed altre parti dell'Iglesiente, dove le nostre aziende, le aziende dei figli della Sardegna vengono sequestrate perché per inadempienze non dovute soltanto a loro, soltanto ai titolari delle aziende, si vedono sequestrata sia l'azienda sia la casa dove abitano. Qui c'è una famiglia di 6 persone che sta per perdere la sua azienda e anche la sua casa. Cioè noi siamo qui per dire che questo non si può fare, perché il diritto primario di ogni famiglia è quello di conservare almeno la propria casa di abitazione, altrimenti significa mandare la gente per strada. Noi come figli di questo popolo non lo permetteremo, perché è questa un'illegalità, non quella che stiamo facendo noi resistendo all'ufficiale giudiziario che è venuto per fare l'esproprio e l'immissione in possesso dei nuovi compratori dell'azienda del terreno. Sono loro che sono illegalità. Noi siamo qui a difendere la legge, che è una legge naturale, quella che stabilisce che ogni famiglia ha diritto ad una propria abitazione. Equitalia si nasconde o comunque si giustifica dicendo che sono le leggi, che questa è la legge e allora bisognerebbe cambiarla questa legge. Equitalia è uno strumento che viene utilizzato dalla legge, che viene utilizzata sia dall'INPS sia dall'ufficio delle imposte dirette, è lo strumento esecutivo che serve per ammazzare la gente, per ammazzare le famiglie e ammazzare le aziende. E allora come dovrebbe fare lo Stato per recuperare le cifre che dovrebbe recuperare? Ma intanto bisogna creare le condizioni affinché questo non si verifichi, cioè per esempio non si verifichi che ci siano interessi sugli interessi, che ci siano delle sanzioni sulle sanzioni, perché queste hanno un effetto moltiplicativo che poi portano piccoli debiti a cifre incredibili e che non sono assolutamente affrontabili da famiglie come questa degli Spanu, che oggi si vedono sequestrate la loro azienda e la loro casa.